19 itinerari pensati da giovani studenti, organizzati da loro per altrettanti studenti di tutta Italia, sui percorsi della Grande Guerra, sui percorsi della memoria, sui luoghi che hanno fatto la storia d'Italia. Percorsi con tutto il dettaglio, quante ore, dove si deve andare, insomma non ci si può perdere, ci si può invece appassionare. E allora sarà l'invito che formulerò da assessore all'istruzione del Veneto a tutti gli studenti d'Italia e a tutte le scuole d'Italia, perché a partire da quest'anno scolastico prossimo che arriverà, molte gite possano essere fatte anche sui luoghi della memoria dell'Altopiano di Asiago. Un modo diverso di vivere la nostra montagna attraverso la storia, il filo conduttore di questo progetto della Grande Guerra, e ci porta a scoprire la montagna nei suoi posti più segreti, nella sua natura, nei suoi silenzi anche, e in un modo un po' con un taglio giovane che comprende l'uso dei social, l'utilizzo appunto di questo strumento che ci permette di completare tipo una sorta di passaporto che darà anche delle premialità in funzione di quelli che sono gli obiettivi che si raggiungeranno percorrendo questi itinerari. Un progetto nuovo, un progetto diverso in ottica di una commemorazione importante con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli istituti scolastici del Veneto e del Nord Italia. È un bel esempio, un bel modello per valorizzare un turismo culturale del quale c'è fortemente bisogno, soprattutto perché possiamo far leva proprio sui nostri studenti per migliorare il patrimonio culturale che abbiamo a disposizione, ma soprattutto anche il capitale umano. Da un lato c'è un valore prettamente culturale di conoscere quello che è accaduto, di capirlo e di anche interpretarlo promuovendo una cultura di pace. Dall'altra parte siamo consapevoli che la nostra terra, che è stata così martoriata dalla Prima Guerra Mondiale, avendo anche realizzato nel tempo l'ecomuseo della Grande Guerra all'aperto, è meta davvero di tantissimi visitatori. E questo è uno dei grossi ambiti di promozione del territorio che noi cerchiamo di fare.